Vogliamo un tavolo tecnico a Roma dinanzi al provveditore generale dell'amministrazione penitenziaria. Battono i pugni le organizzazioni sindacali degli agenti penitenziari che al termine di un'assemblea svoltasi nei locali del carcere Petrusa di Agrigento hanno incontrato il provveditore dell'amministrazione penitenziaria siciliana Maurizio Veneziano per affrontare pesanti tematiche. Il persistere stato d'agitazione da parte del personale della polizia penitenziaria e la totale rottura delle trattative con l'attuale direttore del carcere agrigentino. I sindacalisti Calogero Navarra, Carmelo Canta, Calogero Speziale e Salvatore Galvano, che hanno partecipato all'animato incontro, hanno rivendicato alcune delle importanti questioni che riguardano il personale della polizia penitenziaria e le presunte violazioni commesse dal direttore del carcere, riguardante la gestione delle risorse umane che, secondo i sindacalisti, il direttore avrebbe utilizzato in maniera difforme rispetto alle attuali disposizioni. Uno scontro al calor bianco anche con l'amministrazione, che secondo le organizzazioni sindacali ha cercato unicamente lo scontro non curandosi delle difficoltà operative nella gestione del personale di polizia penitenziaria, più volte penalizzato con un sovraccarico di turni e di servizio all'interno delle stracolme sezioni detentive nel carcere agrigentino. È stato dunque vano, tuonano i sindacalisti, l'intervento del provveditore, che ha dovuto, suo malgrado, riscontrare durante la trattativa anche delle dichiarazioni false rispetto all'emanazione di un provvedimento illegittimo emesso dal direttore dell'istituto. Quello che le organizzazioni sindacali hanno chiesto è lo spostamento della trattativa in un altro superiore tavolo tecnico a Roma, dinanzi al direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, e non escludono una denuncia alle autorità competenti sulle gravissime violazioni fino adesso riscontrate.